Wow, 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 amici del grande wrestling, un saluto dal comandante veneziano, siamo a Backlash, che questo se non erro è un pay per view di SmackDown, ragazzi. Noi vediamo primo match per il tag team match di SmackDown, Zack Ryder, Mojo Rawley contro i Jimmy Uso e Jay Uso. Vincono i fratelli Uso e Zeta. Ok, triple threat match normale, Randy Orton, Jinder Mahal, Baron Corbin. Vince il grande Randy Orton, ragazzi. Raga, ho cambiato le mosse finali che si ispirano sempre ad altri lottatori, però le ho cambiate. Allora le ho già messo il mio nome. Perché non ho trovato quelle per crearle? Forse non si possono più creare. Allora, allora, come speciali c'è il pugno veneziano e la classica jackhammer, che volevo mettere, che è una delle mosse che amo di più. Come mosse finali c'è lo sprint della morte e soprattutto il Kumenda Slam, che è diciamo una rivisitazione dell'Olympic Slam. Vabbè, dopo ste robe, il pugno veneziano, Jackhammer per le speciali, lo sprint della morte e il Kumenda Slam, o il Kume Slam, le finali. Andiamo qua, Naomi vince il titolo femminile, qua abbiamo un altro tag team, vince Fandango e Taylor. Poi il match normale tra Age e Rob Van Dam, bello sto match. Vince Age, sempre per un po' del cazzo comunque. Qua poi il titolo degli Stati Uniti, Rusev contro J-Style, mantiene J-Style. E il promo finale è di John Cena. Attenzione che sconfigge The Undertaker, vuol dire che si è inserito The Undertaker. Qua c'è lotta, ragazzi, per il championship di SmackDown. Ragazzi, prima settimana di settembre, no, prima adesso non mi ricordo, ragazzi, comunque una settimana di settembre, la terza forse. Il primo match è tra Brock Lesnar e Kane, match veramente scontro tra titani, vince il Brocca, complimenti Brocca. Poi abbiamo Dean Ambrose, Rhino, Dan Ambrose, perfetto. Poi abbiamo un triple threat tra Strowman, Neville e Samoa Joe, vince Strowman. Goldberg, Titus, che è una bella rivalità, vince Titus. E il main event, sono ancora nel main event, pazzesco, perché ho veramente uno slancio di incredibile. Siamo contro TJP, che onestamente non conosco. È un match tra rivali, quindi probabilmente aspettiamoci Bray Wyatt. Raga, andiamo contro un avversario che non conosco, ma che onestamente non mi fa paura, voglio provare le mosse nuove. Odio quando faccio sto errore. E vai di DDT, tanto per gradire. Voglio fare un bel match anche come stelline, È importante, ho capito che è importantissimo per avere i pay per view e soprattutto le possibilità di vincere le cinture. Ecco, ma adesso mi spieghi come un po' un deficiente del genere parlarmi anche una mossa, cioè è inutile. Ciao. Sì, vabbè, ciao. Cazzo vuoi? Alla Ibra. Cosa vuoi? Vieni dentro, vieni dentro. Vai, vai, cazzo, mi pavoneggio. Vieni. Buono. Devo variare il più possibile. Vai di suplex. Vai, come incazzati. Questo mi piace troppo, ragazzi, non si può togliere. Devo divertirmi con questo, lo sto massacrando, ma non basta. No, vabbè, cioè mi pare anche questa. Non so che dire, ragazzi, un video per questo avversario, cioè è grottesco, dai, per piacere. Per piacere, dai, Jackhammer e chiudiamola. No, vabbè. Non riusciamo a vincere. Cioè, non riusciamo a vincere con questo, ragazzi, se non è buggata non lo so. Ho perso la finisher, l'uni a 3. Per piacere, per piacere. Incredibile quello che sta succedendo a Raw.
Cioè, non ha senso. Dai, attento. Ok. Sto diventando il match più epico della storia. Paro anche questa, ma non basta. Non posso vincere. Non posso vincere, ragazzi. È contro il regolamento vincere quest'oggi. Ormai per fortuna le paro, ma adesso devo chiuderla però, Grande mossa. Eccolo qua il pugno veneziano. Finalmente arriva. Adesso non può pararmi la Kuma Slam, non può farmi, se lo fa me ne vado a SmackDown, cioè ufficiale. Ok. Tocco finale e andiamo a chiudere. No, vabbè, ma era questo è il più grande lottatore della storia della WWE. Cioè, questo è il più grande lottatore della storia della WWE, perché cioè non lo so. Cioè non ho parole. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Just making his presence felt there. Well, man, he's going off here. I don't know if this is by design or if he just lost his mind. Mi sono rotti i coglioni di DDT. He's not getting up. You think he scored the pin? Niente da fare. Lui ha 3 finisher. Lightning fast reflexes. Cioè, e riesce anche a parare. Jack Hammer, ci riprovo. Me la para questa? No. Non so più cosa fare, ragazzi. Non so più che fare. Proviamo l'ennesima finisher. Ok. Ti prego, andiamo a casa, grazie. 1, 2, 3. Ragazzi, match epico. Mi darà tantissime stelle per il WWE, però raga, non ha senso. Oh, adesso mi arriva. Sono distrutto, cazzo, sono distrutto. E mi arriva anche da dietro, vergognoso Bray. Vergognoso Bray. Un uomo inutile, Bray. Veramente una persona inutile. Ragazzi, siamo ancora contro Bray Wyatt, penso, per la resa dei conti prima di Clash of... no, non so che cazzo, cioè dell'ultimo pay per view che non mi ricordo il nome. Ecco. Che schifo, ma sono veramente grande come ho risparmiato il match perché comunque la rivalità lunga, non possiamo vedere sempre i match lo stesso. Comunque ho vinto in maniera abbastanza tranquilla, sono abbastanza sereno per i pay per view. Questo è un avversario che posso tranquillamente battere e lasciarlo alle spalle. Allora, neanche lo interrompo, non mi spreco neanche. Il cui merita sicuramente una chance per il titolo intercontinentale dei conti. Siamo a Clash of Champions
ho sempre vinto contro un Bray Wyatt. Purtroppo sono crollato al 20° posto per il match contro TJP, sono crollato nel power ranking, veramente un disastro. Adesso però devo vincere Clash of Champions per togliermi Bray Wyatt e tentare l'Intercontinental. Vai, primo pay per view, cioè il secondo ma il primo, registrato. Vai. Ragazzi, c'è una tensione indescrivibile. Eccolo qua. Entra Bray, il piccolo Bray, un uomo, una garanzia. Ciao. L'entrata è figa, ma presto sarai sconfitto in maniera categorica. Ciao. E adesso, ragazzi, possiamo vedere la tenuta di Veneziano per il pay per view. Eccolo qua, ragazzi, un re. Rolex d'oro, Ray-Ban d'oro, tutto d'oro. Il Come vuole dimostrare che è degno di un pay per view. Il secondo dopo Battleground, vittoria con Kane della prima di si parte, ragazzi. È importante fare un match, vincere perché sono iper favorito dopo tutte le vittorie che ho fatto, fare belle stelline. Solo che nei pay per view sappiamo che gli avversari diventano molto più forti, come è normale che sia. Bellissimo, bravo. Ok, sbattiamoli un po' la testa. No, no, ecco, quando succedono queste cose mi girano i maroni, ufficiale. Ok. E il come si pavoneggia. Molto bene. Approfittiamone. Approfittiamone molto bene. Spezziamoli il collo. Ah, non riesco a fare. Questa potevo proprio evitarmela. Questa non la paro. Neanche questa. E neanche questa, ragazzi. 3 su 3 me ne fa. Se le sognava queste nelle puntate di Raw. Tira fuori. Sì, sono già giallo. Vabbè, questa me la devono spiegare. Incredibile, incredibile, ragazzi, incredibile. No, se perdo pay per view veramente mi girano i maroni. Ho vinto sempre. Meno male, botta e risposta, per fortuna. Si incazza con le varietà mosse, ma devo anche pensare a vincere, però, e non solo a fare spettacolo. Sono solo da 5 mesi nella WWE e ho perso 2 match. Questo odio quando faccio questi errori. Io ho il corpo un po' danneggiato, mentre Bray la testa. C'ho troppe difficoltà, non riesco a parare oggi. Oggi il Kume non riesce a parare una mossa. Oggi non ne paro una. Prova la special. Meno male, meno male. Mary Jack Hammer, ti prego non pararmela. Bravo, bravissimo, bene veneziano. Adesso però non faccio l'errore di fare subito la Kume Slam. Non lo faccio sto errore. No, ma non puoi pararmela sempre però, ma Cristo di Dio. Amore mio, hai rotto le palle, Bray. Sei un fallito, ok?
Pure sono messo male fisicamente, devo stare molto attento. Devo fare lo sprint mortale, lo sprint della morte. Dai vecchio, alzati. Sì, cazzo, gliel'ho messa. Non so se basta, però intanto gli ho fatto veramente male. Sì. E porto a casa il pay per view, me lo merito. Bray, salutami casa. Cosa vuole fare? Ciao, eccola qua, la supremazia di Veneziano. Ciao Bray. Ciao Bray. Sono io il più grande, altra rivalità vinta. Veneziano veramente si lancia adesso verso grandissimi traguardi. Dopo questa grande vittoria nelle pay per view andiamo a vedere il promo di Sasha. Ok. Poi vediamo per il titolo intercontinentale Strowman Neville. Attenzione, perde il titolo Neville. O Neville, a voi la scelta. Ok, tag. No, era un tag normale. Questo è un match tra rivali Dean Ambrose e Rollins. E questo è un match, un main event normale tra Kane e Brock Lesnar. Vince Brock. Proviamo un finale di Stone Cold Steve Austin e batte al microfono Shawn Michael. Finisce il pay per view, ragazzi. Ci tiriamo finita e godo come un porco. Primo contendente è sempre Braun Strowman. Il Kumendone su questa classifica è 15esimo. E ok. Nell'intercontinentale sono diventato il primo contendente, molto bene. Perde il titolo Neville, c'è la Braun. Perfetto. E se andiamo a vedere il programma, abbiamo il main event, è un Fatal 4-Way normale con Apollo Crews, Noam Dar e soprattutto Stone Cold Steve Austin. Questo è un match da vincere o comunque fare veramente un grande risultato. Questa è la dimostrazione che ho fatto un passo avanti nella World Wrestling Entertainment. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!